družbena vprašanja Anton Gregorčič. Pozdravljam v naši sredi goste Valdostance in seveda profesorja Tomaža Sinčiča, ki bo večer tudi vodil. Večer bo potekal v italijanščini, ker pač francoščine ne poznamo. Un cordiale saluto ai nostri ospiti. Benvenuti a Gorizia, al Culturni Centro Lo Sbarto, su questa serata che sicuramente sarà interessante. La serata sarà coordinata dal professor Tomaž Sinčić, al quale cedo la parola. Prego. Ja, hvala lepa Franti Žgavec za to, da in kulturnemu centru Lojzeta Bratuža, da gostita večer s prijatelji iz doline Aoste in seveda pozdravljam tudi naše prijatelje iz doline Aoste. Cher amis de la Val d'Aoste, bienvenue entre les Slovènes. Ciao bene. Dunque la visita degli amici della Val d'Aosta che fanno parte di un'associazione culturale, Esprit Valdotin, è dovuta al loro interessamento essenzialmente per il sistema scolastico della minoranza slovena in Italia. Quindi questa mattina è stata dedicata al mondo della scuola qua a Gorizia. Abbiamo visitato l'istituto comprensivo di Gorizia, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola media. Siamo stati anche a Steveriana, a San Floriano e poi abbiamo visitato un po' il goriziano. Domani andremo al liceo Presciren di Trieste, con il quale la loro visita si concluderà. La serata di oggi è dedicata un po' alla presentazione della problematica della Valle d'Aosta. Probabilmente alcuni dati vi stupiranno perché forse abbiamo una nozione non proprio esatta della realtà della Valle d'Aosta e della minoranza francese in Valle d'Aosta. E quindi io per iniziare cederei la parola prima a Etienne Andrioni, che presenterà un po' la situazione della Valle d'Aosta in linea generale, un po' di nozioni storiche e la situazione attuale, e poi Jeannette Bonda, che invece si soffermerà un po' sulla scuola. Ecco, poi io continuerò con un paio di domande, ecco, e poi interverrete anche voi. Quindi incomincerei con Etienne Andrioni. Grazie infinita. Allora, grazie a tutti voi di essere presenti, grazie tantissimo al dottor Sinčić per quello che ha fatto, ci ha fatto vedere delle bellissime cose e oggi parlavamo con Jeannette, ci siamo proprio emozionati perché finalmente abbiamo visto qualcosa di bello. Diciamo che in questo scambio noi siamo venuti a imparare e invece quello che diamo come restituzione, quello che diamo noi è invece non tanto bello da sentire, cioè la nostra condizione, che spiega anche perché veniamo a cercare conforto anche e poi esempio in quello che è stato fatto da voi. Io darò dei dati un po' rapidamente, anche perché giustamente non voglio tediarvi troppo. Chiaramente se c'è qualcosa che vi colpisce particolarmente possiamo parlarci dopo durante, diciamo, la sessione di domande. Allora, nel 1858 viene fatto l'ultimo censimento linguistico della Regno di Sardegna, che poi ovviamente nel 1960 diventerà Regno d'Italia, e secondo questo censimento il 95% degli abitanti della Valle d'Aosta è classificato come francofono. D'accordo? L'insegnamento del francese e dell'italiano sono parificati nel 1884 dopo un primo tentativo di sopprimere l'insegnamento del francese. Nel 1919 viene istituita in Valle d'Aosta la Fondazione Italica Gens, come lo dice la parola, serve a portare dei veri italiani, principalmente dal Lombardo-Veneto, in Valle d'Aosta. Nello stesso periodo viene installata l'acciaieria Cogna, prima con dei capitali esteri e poi con dei capitali sempre italiani, malgrado l'acciaieria Cogna sia sostanzialmente sempre
in deficit, cioè è stato continuo un costo, se volete, per lo Stato italiano, che viene in ogni caso sopportato per altri motivi. I motivi sono che fondamentalmente viene data la preferenza all'assunzione di qualcuno che non sia valdostano, e questo crea chiaramente una prima ondata di sovversione etnica. Se voi pensate anche che tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento un terzo circa della popolazione valdostana emigra altrove, principalmente verso la Francia e principalmente verso Parigi. Nel 1921 viene fatto l'ultimo censimento anche linguistico italiano. Voi sapete che nel 22 Mussolini decide che non si faranno più censimenti linguistici perché, visto che si è italiani tutti, si parla soltanto italiano. Nel 1946 la Repubblica deciderà che quella parte del fascismo andava bene e quindi non si continueranno a non fare più censimenti di tipo linguistico, anche vuol dire, per le minoranze, dove invece il censimento linguistico sostanzialmente definisce la minoranza e soprattutto permette di capire a che punto, che stato di salute è quello della minoranza. Comunque nel 1921, ciò malgrado, l'88% viene ancora classificato come francofono. Tra il 22 e il 45, quindi il fascismo, vi dico 45 perché come voi noi l'abbiamo avuto fino alla fine, la repressione fascista si esercita, ho saputo, sostanzialmente negli stessi modi in cui l'avete vissuta voi. Quindi c'è prima divieto di insegnare in lingua, poi addirittura il divieto di distribuire i libri, di leggere, alla fine c'è anche il divieto di seguire le funzioni religiose. La gente che parla francese può essere picchiata per strada senza nessun problema, io ho in famiglia degli esempi, si impedisce di dare, diciamo, dei nomi stranieri, quindi in questo caso francesi, ai propri figli, si italianizza tutto quello che è toponimo, quindi la Tui diventa Porta Vittoria, avanti così, e c'è un progetto che lo scoppio della guerra impedirà di portare fino al suo termine logico, di italianizzare anche gli antroponimi, cioè esattamente i cognomi, nel senso togliere la Z, togliere... va bene. Tra il 30 e il 37, secondo Gatterer, 16.000 friulani vengono anche in qualche modo convinti a immigrare in Valle d'Aosta, aggiungendo una nuova, diciamo, base, ecco, di italianità, e sappiamo che anche coloro che sono minoranza, quando vengono spostati, diventano estremamente aggressivi. Purtroppo sono esperienze che, per esempio, hanno fatto i sudtirolesi, quelli che hanno scelto di partire dopo l'accordo tra Hitler e Mussolini. Alcuni sono andati in Alsazia e sono diventati particolarmente aggressivi contro chi non condivideva una politica di germanizzazione assoluta. Nel 1948 viene approvato lo Statuto speciale della Valle d'Aosta, che è molto più diciamo, restrittivo rispetto alle prime idee che erano germogliate alla liberazione, che fa seguito però a un tentativo di secessione e di annessione da parte della Francia. Questo peserà pesantemente nel prosieguo degli avvenimenti. Quanto ci interessa qui è che questo statuto prevede che l'italiano e il francese siano parificati, sono tutte e due lingue ufficiali, e visto che lo Statuto d'autonomia ha dignità costituzionale, possiamo dire che il francese in teoria ha dignità costituzionale in Valle d'Aosta. Come vedremo, come accade purtroppo spesso in Italia, le leggi buone rimangono solo sulla carta, non vengono applicate, vengono invece applicate soltanto le altre. Per esempio, l'insegnamento l'italiano e il francese sono parificati anche nell'insegnamento, ma evidentemente la Repubblica e anche l'amministrazione regionale interpreta questa cosa in un modo un po' particolare, nel senso che si fanno 5 ore di italiano, 5 ore di francese e tutto il resto in italiano. È pari, no? Dov'è il problema? Allora, nel 76, quindi siamo già praticamente 30 anni dopo, si decide di dar luogo all'esperimento del cosiddetto bilinguismo perfetto. Se l'ho capito male, a Udine c'è un esempio di questo tipo, e quindi si decide che si utilizzerà per il 50% del tempo, anche come lingua veicolare di insegnamento,
il francese e il 50% l'italiano, e si comincia dalla materna, cioè si pensa di arrivare a termine il bilinguismo perfetto. Peccato che manchino insegnanti di lingua materna, che conoscono abbastanza bene la lingua, e soprattutto peccato che l'esperimento in qualche modo venga lasciato alla buona volontà dei singoli insegnanti e dei singoli istituti. Talvolta funziona, più spesso non funziona, e la riforma si arena completamente per quanto riguarda le superiori. Nelle superiori gli insegnanti di materia decidono che sostanzialmente non è possibile richiedere loro una competenza linguistica tale da insegnare la loro materia al livello che diciamo si augurano, e così viene messo un insegnante di sostegno di lingua, ma questo sono cose di cui poi vi parlerà meglio Jeannette. Questa è la situazione e vorrei dire, la prima cosa che chiede sempre una minoranza è una scuola, è ovvio, è il modo per sopravvivere, per esistere come minoranza, per in qualche modo pensare che la propria esistenza non sia confinata alla propria persona. Questa richiesta di scuola in lingua, diciamo in qualche modo ogni tanto riaffiora, come un film carsico, in Valle d'Aosta, ma è sempre iperminoritaria. Noi siamo qui perché siamo praticamente i soli che sostengono la necessità di una scuola in lingua se vogliamo salvare qualcosa. E siamo 2, 3, 5, non lo so, 10 forse, ma tutto il resto, e della società e dell'establishment, ci dice che non se ne fa niente e che non serve. Allora, attenzione. Ho parlato della francofonia fino all'ultimo sondaggio, se vi ricordate, 88%. Nel 2001 viene fatto il primo sondaggio linguistico in Valle d'Aosta. Quindi siamo a 80 anni dall'ultimo censimento linguistico, e durante tutto questo periodo, nel fascismo lo si poteva capire, ma neanche dopo nessuno si chiede: ma come sta andando questa lingua minoritaria? Niente. Questo sondaggio viene fatto, è organizzato da me, non potrei darmi qualche merito, ma quello che è interessante è che non sia stato organizzato da qualcun altro, è meglio. Viene cofinanziato dalla Commissione Europea che diciamo trovava strano che ci fosse dal punto di vista linguistico questo buco nero della Valle d'Aosta, che pure è ufficialmente riconosciuta come minoranza. I risultati sono che si dichiarano francofoni, in lingua madre francese, il 2% della popolazione, e il 3/4 di questo 2% sono nati fuori dalla Valle d'Aosta. Sostanzialmente sono degli emigrati che sono tornati, mi spiace dirlo così, ma a morire in Valle d'Aosta. I franco-provenzali, perché lì avevamo separato, cioè coloro che hanno questa forma, diciamo, di lingua che può essere chiamata patois, potremmo entrare, diciamo, in una specie di discussione molto dotta, sono il 12%. Se noi aggiungiamo anche, diciamo, quelli che si dicono patoisans in senso lato, arriviamo al 25%. Il 75% è soltanto italiano. Vi faccio un esempio: Cogne, forse è un nome che conoscete, una stazione sciistica abbastanza famosa, d'accordo? Quelli che sono nati tra il 21 e il 31 a Cogne dichiarano che la loro lingua madre era il franco-provenzale, 100%, italiano 0%. Quelli che sono nati tra il 77 e l'83, franco-provenzale 0, italiano 100%. La sostituzione è stata completa. E questo nel silenzio totale, d'accordo? Allora, le pubblicazioni in francese, che non siano direttamente sovvenzionate dall'amministrazione pubblica e per un fine preciso, cioè non sono fondi, io ti do i soldi e tu fai in francese quello che vuoi, tu mi fai quello, sono 0, non esistono. Nessuno fa nulla in francese. Ovviamente non abbiamo quotidiani in francese, non abbiamo giornali in francese. Le televisioni sul digitale terrestre in italiano sono oltre 100, quelle francesi sono 4. Noi non abbiamo assolutamente TG regionali in lingua francese, non esiste una doppia redazione, d'accordo? Niente. Non abbiamo neanche la possibilità di abbonarci con il satellite, no? Dice: va bene, pago la parabola e almeno mi acquisto un bouquet di televisioni francofone. Il più grosso provider, lo dicevo prima, di televisione digitale in Francia si chiama Canal Plus, fa anche delle trasmissioni. No,
devi essere cittadino francese residente in Francia e non c'è nessun accordo perché il valdostano si possa prendere sul satellite. Vado oltre. A Roma e sul litorale, diciamo, tirreno, di fronte alla Corsica, si captano molte più televisioni francesi che in Valle d'Aosta. È vero che noi abbiamo il Monte Bianco, ma ormai esistono anche dei sistemi per superare questo tipo di ostacolo. Professori francesi o di lingua madre francese nell'Università della Valle d'Aosta, che viene istituita dopo la legge del 97, 0. Corsi interamente in francese nella stessa, 0. I titoli di studio riconosciuti, qui ho avuto una discussione con Professor Simcic, ma sostanzialmente i titoli di studio francesi che io non tengo per l'aula in lingua eccetera non sono riconosciuti in Valle d'Aosta, è riconosciuta l'abilitazione professionale, che è un'altra cosa. Di fatto la possibilità di vivere conoscendo soltanto il francese è assente. Per faire francophone, no? Per fare un po' francofonia, ci sono stati nel tempo degli accordi con altre strutture francofone, come per esempio la Communauté Française de Belgique. Sapete che il Belgio ha una diciamo, divisione di tipo istituzionale e anche una divisione di tipo di comunità linguistica, e quindi ci mandavano sempre un belga che veniva pensando di conoscere un altro paese francofono. Normalmente dopo 5-6 mesi parla perfettamente l'italiano, ovviamente non utilizzava mai il francese perché non gli era richiesto il modo per quindi la possibilità di vivere conoscendo soltanto l'italiano invece è totalmente presente. Va benissimo, ma non esiste assolutamente il reciproco. Non esiste, è un altro diciamo, tratto che spiega abbastanza bene se esiste o meno il rispetto alla minoranza, non esiste l'obbligo per l'amministrazione pubblica, e parlo di quella regionale, neanche ancora di quella statale, di rivolgersi al cittadino nella lingua da lui scelta. Vi ricordo che le lingue sono tutte e due ufficiali, ma se loro lo chiamano il bilinguismo anche dell'amministrazione. Cioè tu sei bilingue e puoi scegliere quello che vuoi, ma anch'io come amministrazione. Quindi se foste voi dice io scrivo in sloveno e io ti rispondo in italiano. Bene? Allora capisci, dopo un po' dice beh, forse addirittura è meglio che lo scrivi in italiano, così magari quella lettera viene presa, non è che ogni volta mi finisce sotto la latina, d'accordo? Non esiste nessun obbligo, non esiste nessuna legge in questo senso. Diciamo la percentuale di atti amministrativi che sono soltanto in italiano sono praticamente la totalità. Solo in francese nessuno perché è vietato, solo in italiano quasi la quasi totalità. Ogni tanto ne traducono uno, ma senza sistematicità o senza rispondere a una norma di legge. Fanno quando hanno voglia di farlo. Ma purtroppo questo non esaurisce la cosa. Ho parlato dell'immigrazione prima del fascismo, ma l'immigrazione continua pesantemente negli anni 50-60 e poi dall'80 in poi, e proviene principalmente da una regione, la Calabria. Purtroppo di fronte a una immigrazione così massiccia abbiamo anche delle mele marce, che chiamiamo così, che immigrano, e quindi ormai è certificata il radicamento, diciamo, in Valle d'Aosta di forte radicamento della 'ndrangheta. L'ndrangheta che quindi, diciamo, si dice oggi la più pericolosa delle, peraltro tutte pericolose, mafie italiane. I calabresi sono oggi più di un terzo della popolazione, il cognome più diffuso ad Aosta è Mammoliti. Capite qual è stato il cambiamento? Durante questa seconda fase, cioè dal 1981, al governo c'è sempre stata l'Unione Valdôtaine. Valdôtaine è un partito storicamente di raccolta e di difesa della minoranza valdostana, che ha nell'articolo, di cui ho fatto parte se non è chiaro, che ha l'articolo 1 come scopo quello di realizzare la sovranità della Valle d'Aosta. Si tratta quindi, a tutti gli effetti, in teoria, di un partito indipendentista. Nel 2003 vince le elezioni, vi ricordo che ci sono stati scandali, condanne per voti di scambio, eccetera, vince le elezioni e il neonominato presidente nomina, questo è solo un fatto ma è abbastanza importante, a capo della sicurezza del palazzo regionale, quindi una carica molto importante in cui si ha ovviamente accesso a una serie di cose,
il generale Paolo Inzerilli, già capo di Stato Maggiore di Gladio. Credo che qua non abbiate bisogno che vi spieghi cos'era o cos'è Gladio, però sembra strano, no? Cioè, è come metti quello, non è proprio indipendentista, ecco, come mossa. Abbiamo quindi una situazione di sovversione etnica praticamente compiuta e una situazione di agonia della minoranza o dei segni distintivi della minoranza, in primis ovviamente la lingua, di fronte alla quale esiste una totale passività, che quindi in questo caso è una complicità, perché se io non faccio niente di fronte a una situazione di disagio, in realtà divento complice di questo disagio, addirittura lavoro per aggravarlo, delle varie amministrazioni regionali che si sono succedute. Il punto da cui ripartire o il punto da sottolineare è comunque sempre la scuola, è lì in qualche modo che avete la cartina di tornasole. Sì. Buonasera, io vi parlo con due vesti, uno di insegnante e uno di mamma. Tanto per darvi insomma, quello che è la realtà che posso vivere come cittadina valdostana nella mia regione. Come insegnante ho un'esperienza, sono insegnante di matematica e scienze nelle scuole medie e insegno in quella che è l'unica realtà che abbiamo, che è questa scuola bilingue, come ha detto bene Etienne, che però rimane bilingue solo sulla carta, perché in realtà quello che ci è detto è che noi possiamo insegnare per esempio la matematica e le scienze anche in francese. In quel possiamo troviamo un po' tutto, nel senso che alla fine possiamo ma non possiamo, e in generale gli insegnanti non possono, perché se devono scegliere, giustamente scelgono di insegnare nella loro lingua madre, che gli diventa molto più facile e nella quale si sentono molto più a loro agio, e quindi praticamente la totalità degli insegnamenti viene svolta unicamente in lingua italiana. Cosa succede? Gli insegnanti che insegnano il francese non sono di madrelingua, quindi anche l'insegnamento del francese viene molto sovente svolto in italiano. Vi faccio un esempio: se entra in classe, buongiorno, oggi parleremo di quello che trovate sul vostro banco. Allora bambini, questo è il quaderno, il cahier, ripetete cahier, bene, questa qua è sei in stilo, ripetete stilo, quindi in realtà non è una lezione di francese, ma una lezione di francese in italiano. Questo è solo per rendervi conto della qualità. Cosa succede? Ci sono alcuni insegnanti che per passione, per dedizione vogliono e credono nella necessità invece di fare il francese in un altro modo. Il problema è che, lo so, l'ho vissuto sulla mia pelle, sono penalizzati perché nonostante lo sforzo enorme, perché bisogna comunque recuperare del materiale aggiuntivo per lavorare con i bambini, perché non possiamo prendere gli stessi testi che vengono usati in Francia, perché i nostri bambini non sanno il francese come un piccolo francese, d'accordo? Se io decido di fare ad esempio le divisioni, non posso prendere un testo francese, devo adattarlo alla conoscenza che hanno i miei bambini che non sono di lingua materna francese. Quindi c'è un lavoro a casa dell'insegnante che però dobbiamo dire è pagato, perché gli insegnanti, come tutti gli altri dipendenti pubblici, hanno un'indennità di bilinguismo. Il problema è che se io decido di farlo come insegnante e il mio collega non lo fa, chi viene messo sotto il riflettore? Nel senso, io vengo pagato, ma anche lui è pagato, però lui non lo fa. Quindi nel momento poi di discussione tra insegnanti dà fastidio questa cosa, perché tu lo fai, che così poi sono criticato io che non lo faccio. Quindi anche chi si sforza e lo fa alla fine viene penalizzato come insegnante. Questa cosa è per dirvi un po' quella che è la nostra realtà scolastica. Il problema alle scuole elementari che si aggiunge è che la stessa persona che insegna l'italiano insegna anche il francese, il che va contro a quello che è uno dei fondamentali, che
bisogna individuare una persona, una lingua, quindi ci dovrebbe essere l'insegnante di madrelingua italiana e l'insegnante di madrelingua francese, invece da noi no, la stessa persona può insegnare le due lingue, il che è destabilizzante per i bambini piccoli, perché hanno proprio necessità di individuare per ogni persona una lingua. Per voi sarà anche normale, però da noi non è così, quindi ci tengo a sottolinearlo. L'altra cosa è che non c'è nessun controllo, quindi non c'è nessuno che viene a controllare l'operato degli insegnanti, proprio per questo loro possono farlo, possono non farlo, tanto non c'è nessuno che li controlla, quindi nella maggior parte dei casi non viene fatto. Il problema viene alla base dall'università. Come diceva prima Etienne, abbiamo un'università, quindi io ero praticamente delle ultime che hanno avuto la possibilità di fare le magistrali e non hanno avuto la necessità di fare scienze della formazione per diventare insegnante. Il percorso che viene richiesto adesso per insegnare alla scuola materna e alla scuola primaria è un percorso universitario che si chiama Scienze della Formazione, che purtroppo anche in questa occasione i nostri insegnanti non hanno la possibilità di imparare il francese, quindi non lo imparano nel loro percorso scolastico, appunto elementari, materne, elementari, medie, superiori. Anche nella fase finale, dove uno dice vabbè non hai imparato prima, magari lo puoi imparare alla fine durante il percorso universitario, visto che dopo sarai chiamato a insegnare in una scuola tra virgolette bilingue. Neanche lì, perché in tutto il percorso, parliamo di 5 anni, sono previsti soli, scusate mi viene da sorridere, 5 giorni di stage in università o comunque in un ambiente francofono. Vi rendete conto che 5 giorni su 5 anni, cioè è una gita. In più vanno tutti assieme gli italiani, cioè il nostro gruppo insegnanti parte tutto assieme, quindi chiaramente la lingua poi tra di loro sarà l'italiano. Questo è per dirvi che il tentativo che era stato fatto circa 12 anni fa, era stata creata questa Università della Valle d'Aosta che era nata. L'Università della Valle d'Aosta è nata per formare degli insegnanti che fossero pronti a entrare nella scuola valdostana e portare il bilinguismo. Allora, l'università è nata per questo scopo, però sono passati 12 anni, questa università si è moltiplicata, sono nate altre facoltà, psicologia, economia, ma l'unica ragione per la quale era nata, che era formare degli insegnanti bilingui, non è fallita, non abbiamo questi insegnanti formati. Ci ritroviamo questo corpo insegnante che anche volendo non hanno, cioè non sono persone che non vogliono farlo, ma non possono perché non conoscono la lingua. Quindi non abbiamo proprio il materiale per poter costruire una scuola che sia realmente bilingue. Passo dalla parte della mamma e vi dico l'esperienza che ho avuto io recentemente, parlo di qualche anno fa. Il mio bimbo Remi mi dice mamma, ma dopo pochi giorni all'entrata della scuola materna mi dice mamma, ma perché mi parli una lingua che nessuno parla? E lì vi assicuro che già come insegnante la cosa mi faceva star male, ma quando te lo dice tuo figlio ti rendi conto che c'è qualcosa che non funziona, perché io gli sto parlando una lingua che lui in realtà nel gioco con i bambini, con gli insegnanti non sente mai, quindi si chiede ma perché la mamma mi parla una lingua che poi in realtà fuori io non trovo nessun momento per il quale posso parlare con questa lingua. E lì chiaramente il desiderio di avere una scuola per le nostre generazioni, ma poi in particolare per i propri figli, diventa ancora più forte, perché al momento attuale non abbiamo la possibilità di educare i nostri figli nella nostra lingua materna. Cosa che può far strano a voi, quando abbiamo avuto la possibilità di conoscere la vostra realtà, non ci è sembrato vero. Stamattina poter vedere questi bambini che cantano allegri, sereni nella loro lingua madre è stato pazzesco, e addirittura vedere dei bambini di lingua italiana che si esprimono in maniera molto tranquilla in lingua slovena, per noi è stato veramente un esempio di successo al quale vorremmo aspirare. Quindi per noi questa visita
è il primo passo di un percorso che ci vorrebbe portare alla nascita di una scuola in lingua in Valle d'Aosta. Le modalità non saranno facili perché, come vi ha detto Etienne, purtroppo a noi mancano anche i numeri, ci hanno talmente raso al suolo che non c'è più nessuno. Siamo stranieri nel nostro territorio. Quando io vado ai feste di compleanno con i miei bambini, le mamme dicono: voi di dove siete? Ci hanno dato dei rumeni, poi ho un figlio che ha i capelli rossi, quindi adesso siamo passati invece che siamo irlandesi, però noi che parliamo patois franco-provenzale francese non ci riconoscono come appartenenti al territorio. Avrei voglia di rispondere: ma guardate, forse gli stranieri siete voi, non io. Però questo è per dirvi la realtà che viviamo ogni giorno nel nostro territorio. La scuola a quale aspiriamo è una scuola semplicemente aperta, aperta a tutti, dove si abbia la possibilità di scegliere. Noi chiediamo semplicemente la possibilità di scegliere. Come fate voi? Io mi sono scaricata da internet il vostro modulo dove ogni genitore può scegliere la scuola dell'infanzia, c'è la scuola italiana, c'è la scuola in lingua slovena. Questa cosa qua sembra talmente semplice che non si capisce, noi lo capiamo, però ecco, è un modello che vorremmo davvero in qualche modo riuscire a realizzare, un modello che porta ricchezza culturale, che permette a noi di sopravvivere e finalmente di poter guardare al domani con un sorriso positivo, perché adesso comunque immaginate la vita, cioè abbiamo una vita che non può, cioè in nessun momento può soddisfare quella che è la nostra necessità di espansione, perché tutta la nostra giornata si passa nell'altra lingua, e quando io stessa mi esprimo nella lingua minoritaria ho difficoltà ed è brutto perché l'ho imparata a scuola e purtroppo non ho avuto la possibilità di impararla così bene da potermi esprimere in maniera agevole, quindi alla fine ci si rende conto che si è minoritari e non si ha neanche accesso alla propria lingua, quindi diciamo che si è doppiamente penalizzati. Ecco. La scuola in lingua dovrebbe darci la chiave per finalmente avere un futuro migliore. Sì, un futuro to cure, ecco. Non per i miei figli, perché oramai non pensiamo che la cosa potrà essere realizzabile in pochi anni, ma ecco, pensiamo a delle generazioni future che hanno la possibilità di scegliere, ecco, questo sì. Aggiungo solo un dettaglio, scusatemi, prima nell'enumerazione del quadro mediatico, sappiamo tutti qual è l'importanza del quadro mediatico per l'immagine che di una lingua e dell'immagine che la minoranza che la parla si fa di se stessa. Mi spiace, ma solo per questo. Dicevo prima, devo ancora finire di controllare alcuni stati africani, però altrimenti credo che si possa dire che la Valle d'Aosta è il solo luogo al mondo dove una lingua ufficiale, quindi da Costituzione, non ha neanche una radio. Cioè neanche una radio francese. Scusate, andava meglio quello di dicere, ma questa aggiunta forse. Allora, alcune questioni forse da approfondire. Noi in questi 2 giorni che ci confrontiamo, abbiamo anche confrontato le 2 minoranze, no? per capire un po' meglio certe cose. Una questione molto importante. Per la nostra minoranza è essenziale il ruolo della cosiddetta nazione madre, cioè in questo caso è la Slovenia, no? Il gruppo linguistico sloveno che è in Italia è sempre stato legato al grosso degli sloveni che prima erano in Jugoslavia, ma adesso è la Slovenia. Quindi la domanda è questa: nello stesso modo uno si immagina il gruppo francese in Valle d'Aosta fa riferimento alla Francia. Dunque la domanda è questa: il ruolo della Francia per voi la sentite come nazione madre? Che ruolo svolge la Francia in tutto questo discorso? Mi ha fatto la domanda l'altra sera e io ho detto non è madre, è peggio di una madrigna, poi ho utilizzato le parole che questa sera non ripeterò, ma
quello che avete un po' immaginato. Il problema è questo: io non so quale sia la concezione del cittadino, già cittadino è già civilizzazione, è già diciamo Francia, ma dello sloveno, della persona slovena in Slovenia. Possiamo dire normalmente che per esempio per i tedeschi qualcuno che ha un avo tedesco o parla tedesco come lingua è un tedesco, sapete anche il diritto del ritorno, addirittura per minoranze della volta che magari avevano dimenticato la lingua ma rimanevano tedeschi. Per i francesi è francese, quindi ha il diritto, anzi ha il dovere di parlare il francese, è chi è all'interno dei confini dello Stato francese. L'Algeria diventa francese prima della Savoia, dove pure il francese era ovviamente la lingua dominante, anzi la sola, e ai bambini algerini venivano impartiti dei corsi per cui bisogna sempre dire nos ancêtres les Gaulois, i nostri antenati i Gaulois, i Galli. Ovviamente degli algerini non erano gli antenati, ma la Repubblica una indivisibile, la Repubblica una indivisibile, e tutti sono uguali, quindi chiunque sia in quello spazio, in quel perimetro di confine è francese. Tutti quelli che sono fuori non lo sono. La Francia è molto più interessata a mantenere le sue posizioni, per esempio nel Nord Africa, dove nessuno l'ha invitata, dove molti vorrebbero invece cacciarla, piuttosto che proteggere o in qualche modo aiutare delle persone che hanno quella lingua, che in qualche modo definisce anche la Francia, in comune con lei. Quindi non si conoscono grossi interventi della Francia in favore dei valloni, sapete la parte francofona del Belgio, infatti i valloni si stanno facendo massacrare dai fiamminghi. Non si conoscono interventi dei francesi in favore, diciamo, della parte romande, cioè la parte francese della Svizzera, salvo per il Jura, qualcosa hanno fatto. E per quanto riguarda la Valle d'Aosta il discorso è ancora peggio, cioè gli accordi di Plombières, è vero che il conte di Cavour aveva messo di buon umore Napoleone III, sappiamo anche con quali mezzi, appunto con Monte Castiglione e altre cose, ma pare che Napoleone III lasci la Valle d'Aosta al re Emanuele perché era un cacciatore e nel Parco del Gran Paradiso comunque c'erano i ristambecchi, quindi non c'è problema, sono 4 montanari, è una valle abbastanza inospitale, per il resto tientela pure. Cioè, questa è la concezione francese. Nel 1919 già una petizione venne presentata a Versailles, dove si discuteva il trattato di pace, sui diritti dei valdostani, totalmente ignorata. Nel 1945 le cose cambiano leggermente perché al potere c'è De Gaulle, e il generale De Gaulle aveva una certa idea della Francia, cioè era un altro livello di politico francese ovviamente abbastanza squallido e somiglia molto a quello che conosciamo tutti, e De Gaulle fa occupare, cioè ordina alle truppe del generale Doyen di occupare la Valle d'Aosta e dichiara che sostanzialmente quello che lui vuole è che vuole semplicemente assicurare ai valdostani le droit d'être ce qu'ils sont, un peuple mentalement français, cioè semplicemente vuole dare la possibilità a loro di essere quello che sono. De Gaulle però deve fare marcia indietro perché gli americani glielo impongono sotto pena di cessazione di tutti gli approvvigionamenti militari. Gli anglo-americani hanno già dei grossissimi interessi nell'idroelettrico. Vi ricordo che la Valle d'Aosta era all'epoca un grossissimo produttore di energia elettrica e che quell'energia elettrica era necessaria per la ricostruzione dell'Italia. Già all'epoca gli anglosassoni prima bombardavano e poi ricostruivano con le loro tecnologie, un sistema che continua anche oggi, e quindi avevano bisogno di quell'energia idroelettrica. Il n'était pas question di lasciarla alla Francia. De Gaulle poi, lo sapete, nel gennaio 1946 deve dare le dimissioni, disgustato dal sistema dei partiti che ritorna, e quindi alla conferenza di pace del 1946 e poi nel trattato di pace al potere c'è Georges Bidault. Georges Bidault ha preso il posto di Jean Moulin come capo della resistenza francese, è in ottimi rapporti, mi spiace dirlo qui, ma è in ottimi rapporti
con il Vaticano, e il Vaticano gioca un po' da trait d'union con De Gasperi, e De Gasperi, contrariamente a diciamo, una certa immagine che viene data di De Gasperi amico, cioè De Gasperi era ferocemente nemico delle minoranze, e quindi sostanzialmente la Francia si rifiuta, questo è abbastanza impressionante, si rifiuta di richiedere che sia come garanzia per i valdostani. Ricordiamoci, adesso a voi sembra abbastanza scontato, ma sul Tirolo ha goduto, e se le cose dovessero andare male godrebbe di nuovo, di una garanzia internazionale esercitata dall'Austria battuta nella seconda guerra mondiale. È vero che in teoria è stata la prima vittima di Hitler e tutto, però insomma l'Anschluss si è fatto anche con gli austriaci, lo sapevano tutti. Esercita questa garanzia grazie all'intervento tra l'altro di un francofono, De Hus, che è un belga, e si prende come carico la minoranza sudtirolese, e la garanzia internazionale non è proprio un veto power, non è proprio un potere di veto, ma è comunque un potere di ingerenza per definizione. La Francia rifiuta anche soltanto minimamente di prendere in considerazione l'ipotesi, d'accordo? E nel 1951 Pietro Quaroni, abilissimo ambasciatore italiano in Francia, si mette d'accordo con Robert Schuman, uno dei famosi padri dell'Europa, di questa Europa dell'Europa, tutto andrà bene, per abolire gli articoli del trattato di pace che in qualche modo proteggevano chiunque si fosse, diciamo, impegnato all'epoca in favore degli alleati, che poi vincono la guerra. In chiaro, chi aveva collaborato con gli alleati. Tra gli alleati c'era anche la Francia, e quindi chi aveva lavorato all'epoca per l'annessione alla Francia era protetto da questi articoli, perché altrimenti ricordatevi che lo Stato italiano non ha mai abolito tutte le pene pesantissime che esistono per i reati contro lo Stato. Cioè, se voi provate a separare un pezzo può capitare di tutto, c'è l'ergastolo, e naturalmente appena dopo alcuni vengono, anzi uno, la Saint-Trève, viene mandato in galera, e la Francia non fa assolutamente niente. Quando due giovani ambiziosi, insomma all'epoca politici, riescono a ottenere comunque che ci sia una televisione, l'ORTF all'epoca, ma c'era di nuovo De Gaulle al potere, era tornato nel 1958, non so se conoscete, che ci sia una, un ripetitore messo su Monte Bianco, lo superiamo così, adesso lo supereremo con calma, ma all'epoca si doveva superare così, in modo che ai valdostani fosse concesso di avere almeno una televisione francofona, che vedrà poi la luce negli anni 70. Un giovane diplomatico si occupa della cosa, Bernardo Ranchi, tra l'altro un amico personale, e Saragat, all'epoca Presidente della Repubblica Italiana, parla di atto di inimicizia internazionale. Il famoso resistente Saragat, i valdostani vedono una televisione francese, atto di inimicizia internazionale, e l'allora primo ministro, cioè l'allora ministro degli esteri, perché diventerà primo ministro dopo, Maurice Couve de Murville, che di fatto aveva anche servito molto bene sotto Vichy, rimprovera questo giovane diplomatico dicendo che la diplomazia serve per eliminare o risolvere i problemi, non per crearne. Quindi aiutare i valdostani, piccolini, francofoni così, vuol dire creare dei problemi con l'Italia. E on ne va quand même pas créer un problème avec l'Italie pour 4 valdostani. Questa è l'idea che dei valdostani si fa la Francia. E io parlo, attenzione, qui di livelli abbastanza alti dell'amministrazione, ma il francese di base, cioè Monsieur Dupont, si chiama il Guido Rossi, diciamo, italiano, non sa nemmeno che esisteva una minoranza francofona. Il francese di base è convinto che una volta in cui lui passa il Monte Bianco, su una montagna, dall'altra parte è l'Italia, quindi ci può essere l'altro versante della montagna e magari una cultura molto simile, visto che dall'altra parte ci deve essere il Golfo di Napoli, cioè la pizza, il mandolino, insomma tutto quello che nel suo immaginario rappresenta l'Italia. Quando sentiva parlare francese si stupiva, e in qualche modo la cosa disturbava il suo senso cartesiano, che gli dice che quando c'è uno Stato c'è una lingua, dove c'è un altro Stato ci deve essere un'altra lingua. Edouard Robert, giustamente, che è autore di un racconto di un viaggio in Valle d'Aosta,
fatto dopo l'unità d'Italia, e cui stupidamente noi, secondo me, valdostani abbiamo dedicato addirittura una via centrale, e scrive appunto di questi che parlano il francese e tutto quanto, però la cosa lo disturba un pochettino. Sarebbe meglio, scrive a un certo punto, che parlassero la lingua dello Stato in cui sono adesso, capite? Quindi questa concezione, con ovviamente anche dei pesanti interessi dietro, fa sì che la Francia non importi niente. Nel trattato di pace la Francia viene contentata, non De Gaulle, quindi Bidot, viene accontentata con Briga e Tenda, le famose perdite territoriali diciamo italiane, sono il prezzo pagato per non rompere le scatole in Val d'Aosta, e guarda caso a Briga e Tenda ci sono anche delle centrali idroelettriche, meno diciamo potenti di quelle valdostane, ma una volta che gli hanno dato diciamo il pezzettino così, la Francia non fa più niente. E da allora direi che la Francia, che è comunque, direi, giustamente la domanda che lei mi faceva, professore, cioè sembra quasi naturalmente, no? La campionessa dovrebbe farsi lei carico della francofonia, cioè, ci fracassa o fracassa ad altri comunque la storia con la francofonia dappertutto, tutti gli stati nel sommet della francofonia, ci sono i rumeni, il Vietnam, cioè praticamente la francofonia copre il pianeta, sono tutti fieri di sapere che con l'inglese è la sola lingua che diffusa nei 5 continenti, è la seconda lingua ufficiale dell'ONU e di questo genere, ma lì a 12 km, questa è la lunghezza del Cinese del Monte Bianco, no, lì in Italia noi non c'entriamo, non ce ne frega niente. Ecco, quindi è, per tornare a una cosa, estremamente frustrante parlare con dei responsabili francesi, perché quando uno fa tutto lo spiega dicendo guardate se soltanto ci poteste dare una piccola mano, no, perché si trovano proprio all'italiano, vraiment vous êtes triste. Ah ben l'Italie, mais que c'est beau, à Florence, e Venise. Oui, sono così, guardi che non sto caricaturando, io queste cose le ho sentite. E adesso io ho 48 anni, ma sono più di 20 anni che con il bastoncino da pellegrino vado giustamente a farmi ridere dietro. Mi era anche capitato di parlare con gente, tante persone, anche gente di destra proprio, e lì addirittura mi sono sentito più volte dire, guardi che ci sono stati, no, sì, certo, però che voi italiani la fortuna, voi avete avuto Mussolini, cioè come fortuna? No, che sì, d'altra parte voglio dire che Mussolini avesse dei grossi relais, dei croix de feu del colonnello Larocque, e poi soprattutto nei cagoulard, sono i cagoulard che uccidono i fratelli Rosselli, Carlo Rosselli, è noto, cioè non sbagliamoci. Quindi diciamo che dal punto di vista lì diciamo, la strada è sbarrata. Ora, giustamente professore, lei sottolineava, per quanto la Slovenia sia infinitamente più piccola della Francia e pesi molto meno oggettivamente, ma un piccolo interesse di uno Stato qualcosa può fare. Se l'Italia sa che dall'altra parte dicono guardate, per noi potete proprio massacrarli tutti, noi no, non ce ne frega niente, e benissimo, perché dovrei fermarlo, no? Grazie. Posso fare un'altra domanda? A Jeannette questa volta, perché allora, faccio questa domanda qua. Allora, dalle sue parole traspare un amore per la sua lingua, no? E con un affetto, lei parla con un affetto della sua lingua. Ma allora, a scuola questo affetto non gliel'ha data. La società nella quale vive, nemmeno la politica, che sa, assolutamente no. Ma allora da dove viene questo chi ne ha instillato questo amore? La famiglia, la tradizione, cioè, la famiglia tiene ancora a questi valori? Sì, allora diciamo che nel mio caso specifico e ancora in pochi casi io abito a Aosta. Aosta è un centro cittadino, quindi in Aosta diciamo che la parte francofona è oramai tra un po' ci mettono davvero dietro una vetrina, e oltre a far vedere la Coppa dell'Amicizia faranno vedere anche l'ultimo valdostano che è rimasto nella cittadina, perché effettivamente ad Aosta i miei bimbi vanno in una scuola di 70 bambini, non c'è uno che parli il franco-provenzale, il francese, nonostante molti abbiano un cognome valdostano. Questo per dirvi che la nostra situazione in Aosta assolutamente non c'è più quasi nulla.
Se ci spostiamo nelle vallate laterali c'è ancora qualche centro abitato che è particolarmente, se vogliamo, ancora mantiene ancora la tradizione, sia nelle tradizioni che possono essere legate a, non so, a eventi tipo il matrimonio piuttosto che il battesimo, con delle tradizioni che ancora vengono rispettati, e poi anche viene mantenuta la lingua. Sempre meno, però il sondaggio linguistico fatto appunto dalla Fondation Chamoux ha dimostrato che anche nei paesi, che noi ci siamo sempre detti vabbè, sta pazienza, però nei paesi no, neanche più nei paesi, grazie all'immigrazione, grazie comunque all'impoverimento della lingua, perché dobbiamo ricordare che comunque i nostri bambini sono a contatto di cartoni animati, televisione, compagni di classe che tutti parlano un'altra lingua, quindi la loro lingua si sta man mano impoverendo. Le famiglie valdostane molte volte hanno risentito e ancora risentono, forse nel passato maggiormente, la vergogna di parlare questa lingua, quindi l'insegnante mia delle medie aveva convocato i miei genitori dicendo non parlate l'italiano, cioè scusatemi, il franco-provenzale a Jeanette, perché avrà delle difficoltà a imparare altre lingue. È stato un piacere enorme poi incontrarla dopo anni e spiegargli che avevo imparato il francese, avevo imparato chiaramente l'italiano, l'inglese, mi ero iscritto a un corso di tedesco, solo questo per poterle dimostrare che si stava sbagliando enormemente. Però il problema è che quando questa insegnante l'ha detto ai miei genitori vi posso assicurare che sono persone che fortunatamente hanno un'apertura mentale che questa cosa non ha minimamente scalfito, anzi a più forte ragione ha raddoppiato la dose nei miei confronti. Però questa stessa frase detto a un cittadino qualsiasi, che magari non per questioni di istruzione, magari perché non ha mai avuto la possibilità di sapere che effettivamente l'apprendimento di più lingue è una palestra per la mente, quindi è una fortuna, è una chance in più che diamo ai propri figli, i genitori fa sempre il bene per il proprio bambino, e se l'insegnante, che è sempre vista come un'istituzione, ti dice che è meglio che tu gli parli italiano, ma il giorno dopo il genitore parlerà italiano al figlio. Non so se voi avete avuto lo stesso lavaggio di testa. Con noi è successo per anni, adesso questa cosa non succede più, ma non per altro, perché non ci sono più bambini neanche che parlano la lingua, quindi il discorso non sussiste più. Per rivenire alla domanda, la passione, l'amore è stata trasmessa dalla famiglia, elemento fondamentale, però mi sono resa conto, vedendo la vostra realtà, di quanto la scuola possa fare, perché per assurdo anche bambini di lingua materna italiana, quindi con papà e mamma che parlano italiano, li abbiamo visti esprimere in sloveno in maniera perfetta, quindi ci siamo detti non può nel nostro caso essere solo la famiglia che trasmette la lingua, perché sennò siamo finiti, arrivederci, oramai il sondaggio linguistico parla chiaro, le nuove generazioni la curva tende a zero, quindi se affidiamo solo alla famiglia, è stata una bella gita qui da voi, però non finisce qui. Se invece pensiamo che la scuola abbia un ruolo fondamentale, ma la scuola fatta in maniera seria, come la fate voi, una scuola in lingua con personale di lingua madre, con non solo gli insegnanti, ma poi con una struttura che va a finire nelle segreterie, nella mensa scolastica, e poi tutto quello che voi fate fuori, perché non è solo le ore di insegnamento. Abbiamo capito che voi ci hanno fatto questa mattina l'esempio, un villaggio che adesso sinceramente non mi ricordo, di 800 abitanti, che si chiama, quello che abbiamo conosciuto il sindaco, Steverian, spero di averlo detto bene, un coro di 20 bambini, attività sportive, insomma siete attivi. Questi bambini quando escono fuori dalla scuola hanno poi un tot di altre iniziative nelle quali loro possono esprimersi nella loro lingua. Quindi tutto questo, tutto l'insieme di quello che viene fatto a scuola più tutto quello che c'è intorno fa sì che la lingua venga mantenuta. La famiglia da sola da noi non è più sufficiente, non basta più, quindi noi siamo rimasti gli ultimi, se vogliamo, e vorremmo veramente partire dalla scuola, creare iniziamo da 8, 10, 12 bambini
iniziamo a vedere che è un modello che funziona, che questi bambini sono sorridenti, sono felici, non gli stiamo togliendo nulla, ma gli stiamo semplicemente regalando la possibilità di crescere nella loro lingua, e poi da lì pian pianino si creeranno quello che voi avete fatto, cioè che voi fate già da tantissimo tempo, che possono essere appunto il centro sportivo piuttosto che altre situazioni dove loro possono esprimersi. Allora, propongo di coinvolgere anche qualcuno del pubblico, ecco, Daniel. Sì, in effetti lei mi ha un po' scioccato con le sue anche perché noi di solito, quando citiamo i problemi delle minoranze, citiamo i tedeschi della Adige e i francesi della Val d'Aosta, come esempio. Soprattutto non seguite il nostro. No, adesso non lo faremo mai più, perché se è così siete mal messi, ecco, siete mal messi. Volevo fare alcune domande. La Francia, un paese grande, ha sul proprio territorio delle minoranze. Riconosce a queste minoranze qualcosa o no? Punto uno, no? Secondo voi, vedete la televisione francese, la radio francese? Voi parlate di lingua, la vostra lingua, cioè dell'intera regione, voi parlate del franco provenzale, cioè non è la stessa cosa del francese, è diversa, per questo la Francia forse non vi ama, cioè parlate un'altra lingua, non parlate francese, no? E poi un'ultima domanda, vuoi fare tante domande, ma mi limito perché lascio parlare bene. Penso che questo è abbastanza, cioè nel senso che risponde da lei, credo che sì, faccio domande brevi. Sì. Cioè, voi come regione autonoma avete garantito rappresentante a livello romano? Due, un senatore e un deputato. Ah, due, sì, uno per Camera, esatto. E diverse legislature era un esponente dell'Unione Valdoteno. Sì. Quindi l'espressione vostra dovrebbe essere, no? Sì, in un certo senso sì. Voi avete anche la regione come presidente, noi abbiamo conosciuto alcuni dei vostri presidenti ed erano sempre espressione dell'Unione Valdoteno. Quindi come mai questi sono i vostri rappresentanti? E credo che anche a livello locale i sindaci, i presidenti provinciali, non so se avete, cioè saranno espressione della popolazione. Sì. Sì, sono stati eletti democraticamente, vuol dire? Sì, ma loro sono di espressione franco-provenzale o sono di provenienza diversa, no? Di queste cose. Non dove sono andate a finire. Voi rappresentate il 25% a livello regionale, no? Al massimo, diciamo, sì. Noi rappresentiamo a livello regionale 1-5%. Sì. A livello provinciale, regionale, perché noi siamo su due o tre province, mentre la quarta proprio non è proprio italiana, c'è il problema proprio si vuole. Quindi, voi come rappresentanza, come percentuale siete molto più, avete una percentuale molto più elevata della nostra. Avete molti più rappresentanti a livello regionale e a livello nazionale della nostra regione. Sì. E quindi come mai tutte queste carenze nel settore scolastico? Voi siete messi male, cioè peso dei nostri della provincia di Udine, dove le prime scuole bilingui sono andate 15 anni fa, quanti anni fa? 2001. No, è privata prima, no? Sì. Statalizzata 2001. 2001, no? È bilingue. E voi non avete neanche scuole bilingui. Cioè voi avete bilingui solo per l'italiano e per il francese, e le altre lingue e le altre materie tutto in francese, tutto in... italiano. Sì. No, quello che chiediamo noi. Je commence à répondre et puis éventuellement tu rajoutes tout. Voilà. Allora, la Francia e le minoranze, torniamo alla concezione francese dello Stato, torniamo al fatto che
quando parlavo della minoranza francofona valdostana, la minoranza valdostana tout court, poi arriveremo appunto sul francese franco-provenzale, ma a Parigi una volta mi hanno detto oui, l'Italie c'est une minorité, heureusement la France elle n'a pas de minorité, è un falso colossale, insomma, se c'è un paese con sì, povera Italia con le sue minoranze, per fortuna la Francia non conosce questo problema perché lei non ha minoranze. C'è scritto che sono tutti uguali, che la lingua ufficiale è il francese, dov'è il problema? Non so se avete recentemente visto che i bretoni si sono un po' agitati, no? E hanno messo il fazzoletto rosso, insomma questo evoca, e Le Monde, che si vuole un quotidiano molto aperto eccetera, ha parlato di rischio di deriva autonomista, cioè un rischio di una deriva autonomista. Autonomista è già qualcosa, cioè dire federalista in Francia è pericoloso. La presa nel 1990, la presa del 1790, la presa della Bastiglia era la fête de la fédération. Poi i girondini hanno perso, questo bisogna ricordarselo, e i giacobini hanno cominciato a tagliare teste nel 17.000 circa, e da allora il centralismo francese è diciamo un dogma, e proprio in quanto dogma è meglio non evocarlo nemmeno, d'accordo? Ciò non di meno per molti aspetti la centratrice diciamo per eccellenza, cioè la Francia, concede per esempio ai bretoni di avere le scuole in lingua, si chiamano diwan. Sì, i persino i bretoni in Francia sono trattati meglio dei valdostani in Valle d'Aosta. Chiaramente però, lei ha perfettamente ragione se in qualche modo suggeriva questo, il fatto che la Francia neghi, e nel passato l'ha negato con dei massacri, abbia sradicato delle lingue regionali, addirittura neghi l'esistenza proprio di queste cose, il problema della ratifica della Carta Europea sulle Francia è molto molto sentito, fa sì che questo sia un freno ulteriore a interessarsi della minoranza francofona. Non è tanto la questione di francese franco-provenzale, è il fatto che si parla di minoranza. Minority, cioè non capisce? Noi le minoranze non esistono da noi. Se l'Italia ci dice che non esistono, non esiste, non esiste, c'è scritto, ma questo è un altro discorso. Cioè l'Italia fa quello che vuole, noi non vogliamo sentire parlare di minoranze. Vediamo la TV francese, le ho detto, vediamo due canali televisivi francesi, cioè adesso ne vediamo 4 con digitale terrestre, poi vediamo anche Canal 5 e TV5 Monde, ma di fatto vediamo France 2, d'accordo, e TSR1, cioè la televisione Suisse romande, che è la televisione del Vallese, noi siamo confinanti anche con la Svizzera. Non vediamo invece France 3. E France 3 è interessante perché è l'equivalente della rete 3 in Italia, della parte regionale, quindi noi notizie da voi non l'abbiamo. Cioè, non c'è questo tipo di comunicazione, capisce? Perché France 3 non va bene. La vedono, come dicevo, sul Tirreno, vedono France 3 e hanno un sacco di notizie sulla Corsica, ma non noi sulla Savoia, poi non c'è il mare, insomma. La questione del francese franco-provenzale è giusta, cioè è il francese o il franco-provenzale, cioè cosa stiamo parlando? Perché c'è un'ambiguità. Allora, in Valle d'Aosta il francese come lingua madre, cioè esclusiva, era effettivamente appannaggio di una minoranza. Tutti conoscevano il francese era la lingua in cui tutto è scritto, tutti gli atti sono in francese, tutta la stampa era in francese, questo è un indicatore estremamente potente. È vero però che in larghi strati della popolazione la lingua di comunicazione comune era il franco-provenzale, e questa separazione non è sfuggita ovviamente né ai fascisti né a tutti quelli che hanno continuato a essere fascisti nello spirito se non nella testa del partito, visto che non c'era più il partito fascista appunto, quindi hanno deciso che bisognava tagliare la parte alta, cioè il francese. Il francese è una lingua di comunicazione, adesso lasciamo stare quello che dicono i francesi della loro lingua, ma effettivamente ti dà accesso a un mondo intero, una cultura largamente paragonabile a quella italiana, cioè è una lingua con cui tu sostanzialmente puoi sostenere un confronto, effettivamente. Con il franco-provenzale, che peraltro riesce a dire in modo eccezionale alcune cose, ma non c'è partita, cioè
c'è un codice, diciamo, ufficioso che è il franco-provenzale, ma la lingua rimane l'italiano, non si discute di questo. Allora, questo può aver frenato la Francia? No, assolutamente, non penso proprio, anche perché loro sapevano benissimo che la cosa non era di ostacolo, nel senso che quando hanno introdotto Jules Ferry soprattutto, ma proprio la Savoia dopo, introducono il francese, diciamo che il franco-provenzale si è fuso nel francese, questo sì, ma non c'è stato bisogno come altrove invece diciamo che erano abbastanza simili, ecco, per poter essere assimilati al livello di insegnamento. Voi di che nazionalità siete? Noi, allora, se vogliamo dirlo ormai in modo che siamo cosmopoliti, ma in un certo senso io mi sento un apolido ormai, perché mio padre non c'è più, mio padre era la Valle d'Aosta, non esiste più, poi la carta d'identità italiana, insomma, questo è un altro discorso. Quindi voi siete cittadini italiani? Sì. Di nazionalità? Di nazionalità nessun nome, no? Non sappiamo, siamo un po' abbandonati, ecco, sì. Sì, diciamo che il tipo di radice culturale che è all'origine, diciamo, della nostra formazione è qualcosa che non esiste più, spiegava molto bene Giannetto prima. Noi siamo in qualche senso, in certo senso, stranieri in patria, d'accordo? Siamo stranieri in patria, sì, sicuramente, ma una volta che si è stranieri in patria, poi ancora chiama la patria, capisce c'è un problema di questo tipo. E poi lei mi ha fatto una bellissima domanda su, ma ce li avevate i rappresentanti? Li ha già trovati? Questi qui cosa... Allora, contrariamente a, e questa è una differenza sostanziale, se non ho capito male voi siete insediati, diceva 2 province più una, no? Un po' meno su Udine, ma se io dovessi dal punto di vista geografico dire dove siete maggioranza, minoranza e tutto quanto, sarebbe estremamente difficile, cioè siete una maggioranza sparsa sul territorio, credo di poter dire. Per la Valle d'Aosta all'epoca non era assolutamente così, cioè la Valle d'Aosta era un blocco minoritario all'interno dell'Italia e questo ha fatto sì che ci fosse un'identificazione molto più pronunciata con il territorio, cioè sostanzialmente c'era da una parte la tradizione culturale, erano queste lingue diverse, l'italiano, tutta una cosa, e poi un'identificazione profondissima con un territorio che geograficamente è molto facile delimitare, non so se voi conoscete un pochettino, cioè sostanzialmente è una grossa riga tracciata in mezzo al granito che poi dà su Ivrea e sulla pianura padana. Questa confusione ha fatto sì che a un certo punto sembrasse più comodo e anche più naturale concentrarsi sull'identificazione territoriale, quindi sull'autonomia intesa come amministrazione del territorio e eventualmente sul reperimento delle risorse necessarie per farlo fruttare, eventualmente anche per arricchirsi, lasciando un attimo da parte o rendendo secondario il problema del mantenimento di questa specialità culturale che in ultima analisi era l'origine iniziale dell'autonomia. Se noi andiamo a vedere per esempio il progetto fatto dal Consiglio regionale ma anche nello statuto proposto del Monsignor Stevenat, parlo prima dell'approvazione dello statuto, la lingua, per esempio nel progetto del Consiglio regionale, arriva all'articolo 47 e vi ho parlato prima degli articoli famosi che dovrebbero disciplinare, in realtà non disciplinano proprio nulla, l'uguaglianza tra il francese e l'italiano. Siamo al 38 quando iniziamo a parlare di quello, non al numero 1, d'accordo? Molto più importante per tutti, anche gli abitanti, che quindi poi danno il loro voto a chi, per tornare a quello che diceva lei, è il fatto di in qualche modo salvaguardare l'autonomia dai fastidi del centralismo romano e se possibile di portare qualche denaro, ecco. E siamo arrivati infatti nella propaganda, e arriviamo a come sono stati eletti questi, a un'autonomia che era basata su una specialità, basata su un tratto culturale incontrovertibile, ho citato i dati prima dei censimenti linguistici, a un'autonomia che è stata basata sulla montagna. È una cosa che per esempio Emile Chanoux, che è un po' il protomartire della causa valdostana,
esplicitamente rigettava. Cioè non è il fatto di essere montanari, è il fatto di essere valdostani, quindi di parlare alcune cose piuttosto che altre, ma si è deciso che questo, simbolo della montagna, poteva molto più facilmente, di fatto è stata una scelta da quel punto di vista lì astuto, disastrosa per noi, ma astuto, poteva essere molto più facilmente identificato come simbolo di appartenenza rispetto a una lingua che giustamente andava morendo. Quindi io vivo in montagna, quindi sono speciale, poco importa sostanzialmente che lingua parlo, intanto togliamo quella minoritaria, perché l'importante è essere autonomi. E mi è capitato una volta, non sto scherzando, ma rende forse un po' bene il problema logico nel quale ormai si dibatte la Valle d'Aosta per giustificare la sua condizione di Valle d'Aosta, visto che vediamo che non si fa assolutamente niente dal punto di vista della protezione della minoranza linguistica. Ho chiesto, dice, ma secondo te perché abbiamo lo statuto speciale? C'era uno che ce l'aveva un po' col francese, così, rilassiamoci prima di andare a dormire, insomma. È uno statuto speciale perché siamo particolari, il particolarismo valdostano. E perché siamo particolari? Perché abbiamo lo statuto speciale. Allora, è un caso tipico di ragionamento circolare in cui per definizione il contenuto di verità è nullo, ma siamo arrivati a quello. Quindi, e adesso arriviamo ai suoi rappresentanti, i suoi, non i miei, i suoi rappresentanti, è stato molto facile finché abbiamo goduto di condizioni finanziarie relativamente generose, molto strette fino all'81 e molto generose da allora, l'ho citato prima, parlare perché noi siamo una minoranza linguistica. Cioè, se voi venite in Valle d'Aosta, il problema della minoranza linguistica valdostana, dobbiamo difendere la minoranza linguistica valdostana. Allora, io qui ve lo dico in italiano perché è la nostra lingua di comunicazione, ma loro dicono in italiano lì. Parliamo in italiano della minoranza linguistica valdostana. A uno viene anche da dire, ma perché lo dici in italiano? Cioè, la minoranza linguistica è quella italiana? Visto che ti senti obbligato di dirlo in italiano. No, perché così tutti potevano dire, cioè anch'io, minoranza linguistica valdostana, poi in italiano è un altro discorso, todos caballeros, insomma, no? Tutti autonomisti, tutti particolari, Roma continua per favore a darci soldi. Lo scriviamo in italiano, la minoranza linguistica valdostana, virgola, italiana, virgola, chiede, in ragione della sua particolarità, di essere diciamo, la beneficiaria di importanti trasferimenti statali. E in questo modo, dicendo Union Valdôtaine, ma voglio dire, non ha nulla a che vedere con Union Valdôtaine del Pogaccino, cioè proprio non ci siamo assolutamente, salvo nell'attenzione prima all'autonomia come territorio, alla gestione del territorio che all'aspetto culturale, questa è sempre stata una costante, infatti guardi dove siamo finiti. L'Union Valdôtaine, io ho sentito gente che detesta il francese, non lo parla, lo detesta, ma l'Union Valdôtaine è ok, perché è autonomista, mi segue? Quindi a quel punto lì, in un certo senso, il rappresentante a Roma che implora, tresca, insomma, fa il rappresentante a Roma, cosa vuole che faccia? Che riesce a ottenere qualcosa in più dal punto di vista finanziario o il riconoscimento di una competenza piuttosto che cosa, è giustamente da quel punto di vista diciamo, salutato come qualcuno che ha lavorato bene. Se uno si perde adesso nella questione del francese, allora non soltanto già in un certo senso nei valdostani autoctoni questo aspetto non era così presente, ma gli altri non ce ne frega niente del francese, non so come dire, ecco. Il francese non si mangia, addirittura, quindi tu fai quello e lì effettivamente prendi i voti. Poi ogni tanto si fanno, diciamo, delle grand messe, no? queste celebrazioni in cui si tantomeno in qualche modo si è simili a quello che eravamo, soprattutto a quello che per esempio diceva doveva essere fatto da Émile Chanoux, tanto più si celebra Émile Chanoux. Poi il fatto che Émile Chanoux dicesse che la lingua era il problema fondamentale, l'avere delle scuole era la prima cosa, vabbè, basta girare la pagina dopo, no? Tanto i voti non vengono con i francesi, anzi insistendo su quello rischi di perderne. Ora la prima cosa che fa un uomo politico è cercare di prendere dei voti, questa è la cosa. Se io riesco a prenderne ancora di più non parlando della cosa, questo sarà il comportamento che in modo, diciamo, quasi meccanico io adotterò. D'altra parte, recentemente abbiamo
assistito, non so se avete seguito un pochettino le vicende politiche valdostane, a una scissione dell'Unione Valdostana, d'accordo? Tutto a un tratto, gente che c'era rimasta fino a ieri ha trovato che alcuni metodi erano insopportabili, così studenti non ce l'hanno venuto via. Va bene. Si presentano alle elezioni e uno pensa, ne avevano 18, si separano, di solito le divisioni, lo sapete, sono negative, si separano e quindi la somma tra i due sarà inferiore a quando erano uniti. Quindi, non so, prenderanno in 2, 17, 16, non so, 15, poi secondo me hanno amministrato anche molto male, quindi prenderanno molto meno. No, ne ha presi 25, cioè 24, d'accordo? Quindi si sono espansi, perché il clivage, se vuol dire all'inglese, politico, è ormai su come si gestiscono le risorse. Quindi va benissimo chiamarsi Unione Valdostana perché è quella specie di piccola vernice, che non corrisponde assolutamente più alla realtà, di tipo appunto culturale, che tutti sanno non interessa a nessuno, ma può servire per, e ci arriviamo, presentare diciamo una faccia di un certo tipo quando si va in giro, ivi compreso a Roma. Da qui il suo shock, no? Prima. No, cioè, ma come Unione Valdostana di qui, Unione Valdostana di là. Bene, questi sono. No. Però va bene che lei voi, pensiate che l'Unione Valdostana ci tiene, capisce, ad alcune cose. E soprattutto importa che Roma ci creda. Ora, a Roma non sono stupidi. Allora diciamo che potremmo riassumere la situazione attuale dicendo che noi facciamo finta di parlare francese e a Roma fanno finta di crederci. Diciamo al di fuori della città di Rossa, i vari comuni sulle varie vallate delle montagne eccetera, che dovrebbero essere le autoctone, popolazione autoctone, come viene amministrata la realtà locale, se non dai locali nella propria lingua eccetera. È vero anche questo che indubbiamente il ventennio ha distrutto e poi la Francia con quella idea che chi risiede in Francia è francese e poi basta, non ci sono i corsi, non ci sono questi, non ci sono quegli altri, no? Però almeno sotto questo profilo qua, perché poi c'erano anche delle risorse economiche, perché se non vado errato avevate la zona franca anche voi. No. La zona franca è prevista all'articolo 14 dello statuto. Sì, ma dico, questo significava parecchio. Sì, però, scusi se mi permetto, qui reagisco subito di modo da evitare il coso. Lo statuto è legge costituzionale, d'accordo? Quindi no, finisco. Però siamo in Italia. Quindi poi lo Stato appena dopo dice sì, è vero, quindi lo statuto tu in teoria il problema è che lo statuto, per essere approvato, ha bisogno di un decreto di attuazione. E questo decido io se farlo o no. Quindi tu tieni la legge costituzionale, te la guardi, te la giri, in giro così, ma finché io non ti do il decreto di attuazione non vale niente. Sì, d'accordo, però certe risorse economiche arrivavano al di là dell'IVA sullo sdoganamento eccetera, no? E poi anche sui generi alimentari, agevolazioni e così avanti, no? Cioè, sotto questo profilo c'era anche la disponibilità di risorse economiche per poter sostenere anche specialmente nelle zone un po' disagiate, chiamiamole così, montane, tutta questa vivacità della gente locale che indubbiamente in qualche maniera poteva resistere un po' meglio alla realtà dell'assalto della diligenza. Sì, ci sono stati altri fattori, adesso io qui in qualche modo alludevo a una specie di ipocrisia istituzionale, però ci sono dei fattori oggettivi. Il Sud Tirolo è riuscito a salvare molto, anche perché ha salvato, come diceva molto bene lei, la vita, diciamo, nel luogo della, scusate, è orribile come termine, la sudtirolesità, che non è Bolzano ovviamente, ma è altrove. Però noi abbiamo delle valli che sono molto diverse da quelle, sono molto più dritte, sono molto più difficili e quindi mantenere le persone lì richiede degli investimenti decisamente più importanti
e molto più pesanti da affrontare. Poi sono stati gli sprechi, quello che vuole, ma diciamo che il fenomeno di questa percolazione, se oso dire, della popolazione verso la valle centrale è qualcosa che, con tutta onestà, lavorando bene, tantissimi hanno provato a rallentare, nessuno praticamente ci è riuscito. Allora, nel 1929 la Confederazione Elvetica si rende conto che la suissitude, cioè il fatto di essere svizzeri, dipende in parte dal fatto di vivere in queste zone e di continuare a comportarsi come degli svizzeri. Gli svizzeri per definizione avevano queste immagini di loro stessi. Con quindi una sovvenzione per esempio all'agricoltura di montagna, all'allevamento, al bestiame e tutto, che supera di gran lunga tutto quello che è mai stato fatto dalla Commissione, da altri stati, forse il Giappone finanziaria ancora di più il suo riso di questo genere. E con una proiezione all'esterno e all'interno di questa immagine. Lo svizzero è Heidi, lo svizzero è la mucca Milka, lo svizzero, come dire, ci siamo capiti. Quella legge sostanzialmente adesso è disapplicata. Da qualche anno ormai il loro problema è la riorganizzazione intorno a macro aree di tipo urbano, cioè neanche loro ce la fanno più e capisce che si sarebbe potuto fare molto di più, molto meglio, tutto quello che vuole, ma lì le difficoltà sono veramente dure, tanto che noi abbiamo a anni, diciamo, alterni la paura che alcune valli spariscano. Intanto un comune abbiamo chiuso. Non l'abbiamo chiuso perché effettivamente prima o poi bisognerà arrivare a un raggruppamento di comuni, noi ne abbiamo 74, sono troppi, ma perché non c'era più nessuno che ci abitava. È morto l'ultimo abitante di Saint-Rémy e quindi abbiamo chiuso, non c'era proprio più nessuno. E poi, e ci arrivo, e questo in un certo senso risponde credo anche alla sua domanda, una popolazione, soprattutto quando ce ne sono due, c'è anche un altro fenomeno che va tenuto in considerazione e sono i tassi demografici rispettivi. Cioè, se io ho un gruppo che fa dei figli e l'altro che non fa figli, anche se io non intervengo, avete visto, l'Italia è intervenuta, ma comunque se anche non fosse intervenuta, in teoria a un certo punto ho una specie di effetto automatico. La Valle d'Aosta compie la sua transizione demografica, sapete quando i tassi eccetera, molto prima di tanti altri. E sostanzialmente quindi il fenomeno di spopolamento dell'immigrazione e tutto è amplificato anche da una assoluta mancanza di figli, di una natalità sufficiente in loco, natalità insufficiente che si manifesta particolarmente, ed è lì che bisogna dire che è valdostana, in queste zone. Allora, la prima generazione di immigrati di solito fa meno figli di quanti ne facesse prima e ne fa però di più di quelli che faranno i loro figli, cioè andiamo poi a un certo tipo di convergenza, però è chiaro che se io ho una serie di ondate migratorie con una natalità di base che invece è stabilmente sull'1 e qualcosa, quindi se fecondità dobbiamo avere 2,2 per avere un mantenimento della popolazione, è meccanico, ed è meccanico anche che in un certo senso la cultura che si perde sia proprio quella del gruppo che ha meno figli, che è anche il gruppo autoctono. Detto questo, ripeto, su quell'aspetto lì molti sforzi sono stati fatti, non tutti coronati di successo, non tutti del tutto innocenti, come diciamo episodi come il riscaldamento del bestiame hanno dimostrato e tutto, però c'è stato un tentativo di mantenere i valdostani in montagna. Onestamente non credo sia servito e onestamente credo che anche loro poi, anche quando rimangono, siano cambiati. Io vi ho citato il caso di Cogna, quindi 100% di franco-provenzali una volta, 0% ora. Cioè dicono, va bene, io ci rimango anche in montagna, tra l'altro Cogna è uno dei pochi paesi in valle che sa fare molto bene il turismo, però insomma del resto non parliamo. Ecco. Ma nei comuni sì. Courmayeur per esempio, perché poi le riprendo una volta, no? Ma Courmayeur è sostanzialmente una appendice di Milano. No, ma non sto scherzando. Sì, guarda,
Sì, nel senso che, adesso non so se da voi il turismo milanese è molto diffuso, però normalmente, adesso è una caricatura, non voglio offendere nessuno, ma mediamente il turista milanese arriva e dice: ah, che bello, finalmente basta la città, qualcosa di puro, di contaminato e tutto quanto. E questo momento, diciamo, dura circa 2 o 3 minuti. Al quarto minuto si chiede: ma dov'è la discoteca? Ma insomma non ha problemi. E dopo un po' ti ritrasformano in Milano, in montagne, poi passa di nuovo altrove e tutto quanto. Quindi dico Accoda perché hanno comprato tantissime seconde case e il turismo, che è stata una nostra grossa risorsa dal punto di vista finanziario, ma per tornare a quello che ci occupa questa sera, è stato anche un veicolo di colonizzazione intellettuale fortissimo, perché quando tu arrivi a Milanese pieno di soldi eccetera, la tua giacchetta di fustagno e coso comincia sempre anche un pochettino un po' passata, mentre i sudtirolesi hanno reagito in qualche modo, addirittura si sono imposti sul mercato proprio con i loro prodotti, la loro giacca di lana, così, questo genere, il loro cappello, queste cose. Io stesso non lo trovo lì, però l'ho comprato anch'io, cioè ho trovato che fosse fashion, no? Era glamour. Noi no, cioè noi non avevamo niente e continuiamo a non avere niente. Loro scimmiottiamo, sì, ma non funziona. Ecco, loro ci invadono con i loro costumi di legno, cioè queste cose, e noi vadostani li compriamo, ma noi invece siamo, diciamo, colonizzati dal milanese. Se il paninaro milanese arriva col Moncler, un nuovo colore, lei può essere sicuro, di nuovo, esagero un pochettino, che a Courmayeur tantissimi dicono: no, quest'anno non va il blu, va il rosso, capisce? Quindi quella zona lì, quindi le zone turistiche in cui sostanzialmente lì le risorse ci sarebbero, perché appunto arrivano i soldi, ma insieme con i soldi arrivano anche modelli culturali che nulla hanno a che vedere con, ammesso che sia possibile definirla in modo soddisfacente, ma la valdostanità. Le zone dove non arrivano i turisti sono spesso povere, proprio perché l'agricoltura di montagna è un'agricoltura povera. Noi non disponiamo di altipiani dove comunque avere un'agricoltura performante, e quindi da lì tantissimi se ne vanno. Allora c'è un minimo di ritorno, c'è qualcosa, però come ci hanno detto, parlavamo molto giustamente prima di trend, cioè al di là della micro variazione da un anno all'altro, se tu guardi le linee si va verso un intasamento del fondovalle, e questo intasamento, tra l'altro, se uno fa un giro in aereo, in elicottero, è qualcosa di impressionante. Cioè una volta il fondovalle era praticamente privo di costruzioni e tutto, adesso è completamente intasato. Sì, volevo solamente completare la domanda. Ma i comuni che dovrebbero essere amministrati dalla gente locale, sì, lo sono. In che lingua parlano? Consigli comunali? No, tra loro all'interno eccetera, adesso hanno ammesso il franco-provenzale, tutta la verbalizzazione, tutto il resto viene fatto in italiano, non è assolutamente possibile fare diversamente, tutti gli altri sono in italiano, non è possibile fare diversamente. E sì, tra loro probabilmente esiste ancora in qualche occasione del franco-provenzale, sì, ma appunto faccio notare non ha il carisma dell'ufficialità, capisce? Lei mi parla di comune come di un organismo amministrativo. Per quanto riguarda il resto, ma non ci potrebbe essere un comune che per una serie di coincidenze si trova un comune in cui ce ne sono un pochettino che dicono: vabbè, qua facciamo qualcosa, facciamo una scuola e tutto. Le ricordo che la finanza comunale è in grandissima parte una finanza derivata da quella regionale, che è a sua volta derivata ovviamente da quella statale. Quindi iniziative che fossero gradite al potere centrale aostano, uno potrebbe anche prendere, però sarebbe molto 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 imprudente, ecco. Perché poi non puoi più fare una serie di cose perché non ti danno i soldi e il tuo elettore è scontento e ti ridice: vedi, sei di nuovo andato a metterti nei guai con questa fisima della cultura e tutto quanto. Se tu invece ti fossi comportato diversamente, finalmente avremmo il nuovo acquedotto piuttosto che il nuovo ponte, così questo genere. In Valle d'Aosta si è realizzato, non so, in Sud Tirolo sono sicuro, ma non so voi,
mi sembra di capire che ci siano più centri, quindi questo non sia possibile strutturalmente, ma in Valle d'Aosta si è realizzato un centralismo dell'amministrazione regionale che non ha nulla che invidiare al peggior centralismo romano. Peter. Sì, io avrei una domanda proprio partendo da questa analisi di Courmayeur con Milano 2. Cioè, a me culturalmente per me è molto difficile capire il concetto di confine, perché noi qui viviamo sul confine che per secoli è stato aperto e dunque anche il fatto di poter essere qui a Gorizia e così via e parlare lo sloveno strutturalmente potrà andare avanti anche perché abbiamo un flusso di gente, di persone che parla lo sloveno, arriva in città, compra, ce lo utilizza. Io mi chiedo, cioè da voi, in ogni parte, sappiamo che nel momento in cui l'Italia è stata formata, Cavour parlava meglio il francese che l'italiano, insomma scriveva in francese, aveva difficoltà. Anche il prefetto di Palermo, sì. Sì. Allora, cioè, come mai questi flussi, che sono flussi comunque secolari di contatto, non ci sono più, e per esempio il turismo francese non arriva in Val d'Aosta o il turismo svizzero che parla francese non arriva da voi? Cioè, questa è la mia domanda, perché manca questa unità territoriale o perché non si è lavorato su strade che portino, diciamo, a un contatto? Sì, adesso la prima considerazione da fare è che qui oggi io passavo dall'Italia alla Slovenia senza correre, no? Almeno 6 volte ho cambiato cose eccetera. Per farlo verso la Francia, al di là del fatto che una cosa, ma devi fare dei colli che sono aperti per pochi mesi all'anno, questo storicamente, e per il resto c'è la neve. E comunque è estremamente scomodo. Se passi attraverso il tunnel devi pagare un sacco di soldi. Qui io non ho pagato mai una volta un pedaggio. Non c'è nessuna ovviamente facilitazione per gli abitanti valdostani rispetto al traffico, diciamo, transfrontaliero. Cioè noi paghiamo come chiunque altro. Sì, ma noi c'è niente. Dall'altra parte invece, cioè il turista eccetera, se io devo andare a fare la spesa a Ivrea invece dispongo di una ferrovia che non funziona peraltro ormai, ma di un'autostrada molto comoda, molto cara, la più cara d'Europa, comunque d'Italia, e quindi ho molti meno ostacoli. E lei capisce che per quanto ci riguarda, quando diciamo due scelte sono anche una minima differenza fa pendere il piatto della bilancia da una parte. Per quanto riguarda i turisti, dall'altra parte vengono, ma vengono per faire leurs emplettes, cioè per fare la spesa, quando per una serie di diciamo coincidenze il costo di alcune merci è inferiore in Italia rispetto a quello che è in Francia piuttosto che in Svizzera. Per capirci, e infatti molti commercianti valdostani un minimo di francese lo sanno, magari lo detestano, però insomma, pur di qualcosa lo conoscono, ma lo conoscono come conosce l'italiano, il signore dall'altra parte cui ho chiesto alcune cose, cioè visto che loro sono abituati a vedere gli italiani che magari vengono a cosa, parlano qualche parola di italiano. Ma questo tipo di non è la stessa cosa di quelli che vengono qua, capisce? Non è minimamente sufficiente a mantenere, diciamo, delle relazioni o, se non l'ho capita male, una specie di corrente, ecco, intellettuale e linguistica che vivifichi una minoranza che altrimenti appunto si risecchisce, agonizza e tutto. Non lo so, uno potrebbe semplificare dicendo che se il Gran San Bernardo o il piccolo San Bernardo fossero come il Brenner Pass, no? È transitabile tutto l'anno, probabilmente oggi noi parliamo ancora francese, magari è giusto, magari sarebbe così. In Gran San Bernardo e Piccolo San Bernardo non sono transitabili, i tunnel non hanno cambiato niente, in parte perché l'effetto frontiera del costo, dei controlli e tutto è rimasto. Si ricorda quando siamo andati oggi e facendo un passo eravamo in Slovenia, tornavamo in Italia e tutto. Quello lei non lo fa assolutamente, cioè se lei prova a fare quel giochino al tunnel del Monte Bianco, fa 1, 2, poi arrivano i poliziotti e finisce
diciamo, la sua piccola commedia. Cioè, c'è comunque, diciamo, ancora una sensazione molto chiara di passare una frontiera, e in ogni caso, mal che vada, devi pagare qualche decina di euro, quindi c'è anche questo freno. Oppure possiamo anche aggiungere, cioè non è alternativo ma è una spiegazione complementare, che nel momento in cui viene aperto il tunnel 64-65 rispettivamente per la Svizzera e per la Francia, era già troppo tardi perché questi flussi potessero diciamo immediatamente ricrearsi senza un altro tipo di azione vivificante per la minoranza. Lei parlava di Cavour, poi sappiamo anche che è Vittorio lo stesso, non so neanche se parla tanto bene italiano, Piemontese sicuramente, quando è arrivato qui siamo con l'università, il Suma, perché quando si è seduto, proprio perché erano di formazione francofona, odiavano qui il francese. Cioè il lavoro di italianizzazione, primo, nasce proprio per staccarsi dalla Francia. Capisce che è anche abbastanza logico. Cioè, se il Regno di Sardegna avesse continuato ad avere il francese come lingua ufficiale, e ce l'ha, nel senso che si poteva in teoria esprimersi in francese all'inizio, era troppo facile diventare una specie di appendice della Francia. La Francia lì si sarebbe ricordata che il francese era la lingua comune, e quindi era necessario in qualche modo mettere una barriera linguistica. E l'italianizzazione forzosa inizia con persone che sostanzialmente molto spesso conoscono meglio il francese dell'italiano, d'accordo? E inizia proprio da noi così, quindi ed inizia subito, ho citato qualche data prima. Da voi sono arrivati molto più tardi, inizia nel 1861 e capisce che dopo 150 anni insomma, è abbastanza fatale che se nulla è fatto dall'altra parte, questa cosa si spenga. Possiamo farci la domanda a rovescio: se mettiamo che oggi la minoranza valdostana esiste ancora, sia Rigogliosa, Fiorente, via benissimo, avremmo dei rapporti molto stretti con la Svizzera e la Francia? Sicuramente di più, ma non credo che, cioè l'effetto frontiera comunque in qualche modo rimarrebbe. Adesso si parla di euro, ne parlavamo anche con il professore, ecco, di euro regioni, può darsi che questo cambi qualcosa. Però ecco, insomma, ci crederò quando lo vedrò. Ed è chiaro comunque che se io arrivo a trattare con i savoiardi e non so il francese, ecco, capisce che è molto molto difficile che qualunque tipo di legame possa nascere. Sì, qualche parola in breve sulla Chiesa valdostana. Cioè, qui da noi durante il fascismo i preti hanno salvato, sono andati anche contro, hanno fatto messa e tutto quanto in sloveno. E in Val d'Aosta com'è la faccenda? Adesso è... No, beh, adesso siamo alla fine, no? Proprio, sono i rantoli di un'agonia, quindi non è molto interessante. Quello che possiamo... Sì. Partecipo con la mia famiglia all'ultima messa rimasta ad Aosta. Ultima messa, sì, in francese. In francese. Vi dico, è una tristezza perché l'età media è 70-80 anni, mio papà porta i nipotini per diminuire un pochettino, però sinceramente ogni anno vediamo diminuire perché chiaramente le persone vengono a mancare e purtroppo ci rendiamo conto, purtroppo poi noi la messa in francese è inserita in un quartiere dove invece c'è una forte presenza di immigrati calabresi, quindi poi noi abbiamo la messa alle 9:45, la messa successiva è frequentata invece da loro e entrano a messa già mentre la nostra messa si sta ancora concludendo per prendere i posti migliori, quindi intanto disturbano la nostra funzione. E poi è frustrante perché noi siamo 4 gatti pelati, loro sono una massa con tutti questi bambini che arrivano, sono gioiosi, cantano, quindi una bella messa allegra e noi per quanto gli sforzi siano fatti perché c'è un coro che canta e tutto, però è evidente che stiamo celebrando un funerale, cioè è una messa che però veramente tocca il cuore. Io quando riesco, che il lavoro mi lascia,
però è veramente brutto, perché vi rendete conto, lì fotografate la realtà, e quando ci hanno già più volte minacciato che la messa verrà soppressa, e noi chiediamo invece ci dicono sì, ma allora venite, noi la messa ve ne facciamo anche 10, però ci deve essere la partecipazione. E purtroppo è un gatto che si morde la coda, perché poi sì, d'accordo, noi veniamo, ma se non c'è la massa di persone che conosce la lingua, non ha la possibilità di conoscerla, chiaramente saremo sempre meno, le occasioni sono sempre minori per poterla esercitare, quindi alla fine adesso siamo arrivati a una situazione che è veramente ridicola, per dire una parola gentile. Io sono stata battezzata in francese, la cresima richiesta al vescovo francese è stata negata alla mia famiglia, quindi io e i miei fratelli siamo stati cresimati dal parroco, perché il vescovo si è rifiutato di cresimarci in francese, nonostante mio papà gli abbia fatto presente che Dio parla anche il francese. Però questo, ecco, solo per dirvi qual è che poi è la situazione di tutti i giorni. Sulla parte storica, come avete ben capito. No, è molto, molto semplice, nel senso, abbiamo detto l'autonomia legata al territorio, meno alla lingua. Il grande difensore del francese è stato storicamente la Chiesa, questo sì, per una serie di motivi, siamo contingenti in un periodo che vado ad indicare, ma generalmente perché la Chiesa è depositaria, creatrice, interprete, non so come definire altrimenti, della cultura valdostana. Cioè, pensare alla cultura valdostana storica senza la Chiesa è semplicemente impossibile. Chi vi parla io non sono religioso, però è un fatto. Cioè, mi piacerebbe pensare a una cultura valdostana che uno può pensare totalmente separata dalla storia della Chiesa. No, non c'è assolutamente. La cultura era monopolio di fatto della Chiesa, e infatti la Valle d'Aosta, grazie alla Chiesa, ha raggiunto anche certi vertici di cultura che non erano neanche differenti neanche a livello popolare. Voglio dire, al momento dell'unificazione, della creazione dello Stato italiano, l'unità d'Italia, della creazione dello Stato italiano, avevamo il tasso di analfabetismo più basso d'Italia, proprio perché avevamo queste cose in cui la Chiesa giocava un ruolo fondamentale, e giocava un ruolo fondamentale anche nella creazione e nel mantenimento della comunità. Cioè, effettivamente voi qui avete degli edifici religiosi che sono stupendi, ma sfarzosi rispetto ai nostri, però da noi voi venite e c'è sempre il campanile da qualche parte, insomma, capisce? Questo era la Valle d'Aosta. Nel 1870 sappiamo che diciamo, il Vaticano non acconsente, insomma, a quello che viene fatto, ovviamente per aiutarlo da parte di Savoia, quindi si porta via la conquista di Roma, la spoliazione dei beni della Chiesa che viene fatta dallo Stato, su cui si ritorna un po' poco, insomma. E quindi la Chiesa, come reazione, fa tutto quello che può dispiacere allo Stato, e in Valle d'Aosta continua a parlare francese, e quindi diventa il grande baluardo della francofonia. E tantissimi continuano a parlare francese, a difendere il francese perché sono cattolici, attenzione, meno paradossalmente perché la loro lingua, io parlo di mia nonna per esempio, cattolicissima, e la Chiesa dice che bisogna parlare francese di tutto, e questo è molto bello, e quindi c'è anche un sentimento profondo di diffidenza, molto giustificato, per lo Stato italiano. Nel 29, come lo sapete, Mussolini consegue il suo più grande e unico trionfo in politica estera, infatti di sopravvive, che è il concordato. Il concordato è una mazzata terrificante per tutti coloro che avevano visto invece nella Chiesa un ispiratore nella difesa dei propri diritti, in particolare le minoranze. E immediatamente la alta gerarchia ecclesiastica valdostana, viene nominato un nuovo vescovo, si mette a anticipare quasi i desideri del governo fascista, e quindi il nuovo vescovo Imberti parla di fascistizzare e di italianizzare come due sinonimi, magari quello non aveva torto, ma come una cosa, diciamo, che è commendevole, insomma, da portare a termine. E quello è un colpo fatale, io credo,
perché nel 1932 viene anche cambiata dal giorno all'indomani la lingua di insegnamento nel seminario, che era un po' la palestra di formazione delle piccole elite dell'epoca, quindi capite l'effetto del nuovo devastante, perché allontana una parte dei valdostani dalla Chiesa come insieme, e quindi gli perdiamo tutto un aspetto comunitario. Infatti da lì viene poi fuori anche un certo tipo di sviluppo di altre formazioni politiche, peraltro già erano radicate attraverso l'insediamento industriale di cui avevamo parlato prima, perché si apre una frattura all'interno della Chiesa stessa tra appunto queste gerarchie. Grosso modo in Valle d'Aosta li si riconosce come appartenenti alla cattedrale, che sono gli italiani, anche quando si chiamano Vallenco, come nel caso di un personaggio abbastanza triste, insomma, che si chiamava Vallenco, valdostano, ma era proprio un nazionalista e un antifrancofono soprattutto feroce, e Sant'Orso, dove a Sant'Orso invece si organizza la resistenza, e se c'è stata di nuovo una resistenza di tipo intellettuale prima e poi anche militare valdostana, guidata da Michel appunto. Michel era cattolicissimo, addirittura aveva avuto una vocazione, poi aveva deciso che forse poi non era proprio una cosa, lo si deve a questi preti, a questo capitolo di Sant'Orso. Il problema è che la gerarchia finale è quella che conta, cioè la Chiesa vuol dire Ecclesia, però c'è una gerarchia, insomma, non è una democrazia, ecco, non si vota. E quindi mano a mano, diciamo, questa componente lo Composé deve far con il fatto che dall'altra parte c'è un forte impulso nazionalista. E arriviamo al momento, forse il momento chiave non è nemmeno il 32, ma è dopo la liberazione, quando sostanzialmente si deve decidere se l'Unione Valdôtaine è un partito oppure un movimento. Non mi stupirei di sapere che qualcosa del genere è capitato anche tra voi, cioè deve diventare l'appartenenza all'Unione Valdôtaine un'appartenenza di tipo intellettuale, salvo poi nella vita politica iscriversi e fare politica per un partito diverso. In chiaro, uno può essere uno sloveno, pro-sloveno, e essere candidato invece per il PD più oggi, piuttosto che per Forza Italia, oppure è necessario avere un partito proprio, che si chiama per esempio la parte, diciamo, cattolica, che era l'origine della formazione dell'Unione Valdôtaine, decide di utilizzare la tattica, o comunque non era una tattica, non era un sotterfugio, ma di far sì che questi uomini siano tutti di valdostani in vari partiti. Invece la parte cosiddetta laica decide di formare un partito. A quel punto lì c'è la scissione tra diciamo il supporto intellettuale cattolico e il partito in quanto tale, e rapidamente questo si mette in concorrenza, pur essendo sostanzialmente della stessa estrazione contadina, quindi cattolica, con la Democrazia Cristiana. Ora, la Democrazia Cristiana ha in Valle d'Aosta la caratteristica anche lei di essere un partito di raccolta, che a un certo punto diventa un partito di raccolta in funzione ovviamente anticomunista, e viceversa, il comunista diventa un partito di raccolta in senso antidemocristiano, dove all'interno devono trovare spazio delle anime locali, d'accordo, e delle anime invece fortemente di destra centralizzatrice, ma anche nel Partito Comunista c'erano proprio dei centralizzatori. E la struttura stessa del partito fa sì che prevalgano quasi sempre i centralizzatori, anche se non so come dire, nel Partito Popolare, da Sturzo in poi, l'elemento autonomista è molto, molto presente nella Democrazia Cristiana. L'Unione Valdôtaine salta becca di qua e di là, per riassumere un pochettino, e quando si allea con i comunisti, per esempio, viene scomunicata anche lei. E quindi capisci che lì c'è una rottura totale, e ci sarà quindi un sovrainvestimento di tipo verbale nell'autonomismo. Quindi continuiamo a non avere scuole, non ci piove, ma alcune cose sull'indipendenza eccetera ritorneranno fuori, ma semplicemente perché manca in qualche modo una struttura di radicamento e una definizione di comunità altra che non sia quella semplicemente di tipo etnico.
tempo, cioè lì c'è la cesura. E poi non formando più sostanzialmente, un po' per mancanza di vocazioni, perché il problema c'è anche quello, cioè, assistiamo anche a una mancanza di vocazioni, a una perdita sia numerica, direi personale, cioè ci sono meno preti, meno gente del luogo che fa quello, e la formazione a quel punto lì viene fatta in italiano, cioè il prete valdostano non esiste più, e quindi lì, quello di cui parlava molto bene Gianetto prima, c'è un fenomeno tragico, cioè tu vedi scomparire con la morte naturale, fisica di queste persone, vedi scomparire un patrimonio. Cioè non è che dopo questi sono riusciti in qualche modo a trasmettere questo patrimonio, finiti loro, finito tutto. E quindi morto il vecchio diciamo, clero valdostano, muore la chiesa valdostana, cioè c'è ancora una chiesa, c'è tutto però un'altra cosa, muore la chiesa valdostana e muore un pezzo di valdostanità, cioè loro erano, l'ho detto non sono cattolico, ma chi mi ha insegnato ha provato a insegnarmi a pescare proprio, è stato Donato Nusci, che poi è diventato canonico della cattedrale, e che è un uomo che ha avuto un peso intellettuale di rilievo. E durante la guerra era giovanissimo e lui poi era un tipo molto attivo, quindi girava anche con il mitra sotto la sottana durante la Resistenza. Lui è stato uno dei miei maestri, gli errori sono miei, lui era veramente bravo, sulla valdostana, ne ha parlato a lungo e tutto. Quando è morto, io non è che avessi un altro suo discepolo, qualcun altro con cui confrontarmi, finito, cioè c'era vuoto. Ecco, non so se ho risposto, ma comunque... Franca. I vostri progetti immediati, che cosa vorreste realizzare? Immediati, perché la wish list insomma è molto lunga, penso che si sia capito, però diciamo che intendiamo mettere in essere le azioni, tutte le azioni possibili, ovviamente nello specifico non si chiama anche legali, se ben chiaro tutto, per no, per cosa avevi detto, è tutto, sì, ma poi per l'ottenimento di questa scuola. Noi consideriamo che in presenza di un testo di rango costituzionale, in presenza di leggi di convenzioni ratificate dall'Italia, non sia ammissibile che non ci sia almeno una scuola in lingua in tutta la Valle d'Aosta. È qualcosa di semplicemente allucinante, offende l'intelligenza oltre a tutte le altre cose. Noi crediamo che in questo caso si stia violando la legge. Come questa violazione debba essere fatta rilevare da chi di dovere è qualcosa che dobbiamo ovviamente studiare. Però consideriamo che qua siamo in un caso di déni de justice, cioè c'è proprio una giustizia negata, elementare, e prima o poi siamo convinti che la verità trionferà. Cioè, una volta che noi facciamo sapere quello, magari noi, a questo punto qua noi ci rendiamo conto di essere una micro minoranza all'interno della Valle d'Aosta. Noi non parliamo più della Valle d'Aosta come una minoranza, la Valle d'Aosta intera come una minoranza, ma proprio perché ci siamo resi conto di essere una micro minoranza, accettiamo questa cosa, poi anche se non accettiamo tanto sono nei fatti, ma come minoranza rivendichiamo il diritto a esistere, anche noi, in questa Valle d'Aosta aperta, come diceva molto bene Gianetta, una scuola in cui tutti si possono iscrivere se vogliono, ma adesso basta con diciamo, questo sabotaggio di stampo fascistoide e razzista, perché c'è anche molto razzismo in Valle d'Aosta, contro un certo tipo di valdostanità. Siamo in Europa, siamo nel 2014, facciamo un passo avanti, un po' di apertura. Non sarà facile, non sarà facile. Anche perché, voglio aggiungere ancora una cosa, la scuola che abbiamo adesso in realtà che non accontenti noi, forse l'avete capito, perché i miei figli adesso sono entrati in una scuola che li italianizza. Sono molti casi, cioè molti, comunque sono relativamente numerosi casi di bambini che partono da scuola, da casa parlando la lingua della minoranza e rientrano parlando italiano perché si devono adeguare a quella che è la lingua di tutti i compagni, la maestra parla solo questa lingua, quindi iniziano a rifiutare questa lingua, poi magari la recupereranno, forse la recupereranno, però intanto iniziano a non volerla più utilizzare neanche coi genitori. Quindi non accontenta noi, ma in realtà non accontenta neanche il gruppo italofono, perché chi va nella scuola odierna, cosa succede? Si trova imposto il francese, ma persone che magari non lo vogliono studiare, cioè sono italiani, persone che hanno come lingua di
comunicazione di italiano in casa, dico ma perché devo trovarmi 5 ore di francese alla settimana? Io preferirei fare l'inglese. E quindi cosa si risponde? Quindi è una scuola che in realtà non accontenta né loro, perché poi dicono vabbè, mi appioppo 5 ore di francese, ma almeno che sia fatto bene. E in realtà invece no, in più hanno il francese insegnato da persone che non sono di madrelingua francesi, quindi in realtà non accontenta né loro né noi. È un sistema che poi quando poi si viene a chiacchierare con persone oneste, intellettualmente oneste, di lingua italiana, te lo dicono anche loro, ma che cioè, questa scuola qui non va bene, quindi non va bene a voi, non va bene a noi, troviamo una quadra, voi con la vostra scuola come la volete, noi lasciateci fare il nostro piccolo progettino, quindi appunto mi associo a quello che dice Etienne, prima cosa è veramente puntare, sì. Allora, però non so, lei non l'ha posto come domanda, ma esiste effettivamente, noi abbiamo parlato in tutti gli incontri e ringrazio ancora una volta ma sì, ma se voi non avete questa massa, diciamo, no, di critica, chiamiamola, cioè abbastanza gente interessata, eccetera, perché gli altri dovrebbero dirvi di sì? Allora, gli altri ci diranno di no comunque, come Totò, a prescindere, perché è tabù, insomma. No, attenzione, perché se ci fosse una scuola di questo tipo e optasse per questa scuola il 10% degli studenti, mi seguite? Allora ci sono circa 1000 qualcosa studenti nuovi, cioè bambini che insomma arrivano in età di scolarizzazione all'anno in Valle d'Aosta, 10% vuol dire 100, sì? Quindi vuol dire che in 50 anni avremmo 5.000 persone bilingui. Nessuno può essere preoccupato, no? Non è che questi fanno una rivoluzione, no, vogliono venire alla Francia, eccetera. Non c'è nessun problema, no? Quindi non è quello il problema, non è quello il problema. Infatti l'opposizione nel gruppo italofono è sempre meno presente. Cioè io parlo con tantissimi italiani che mi dicono, beh, se ci fosse io così poi me lo iscrivo il mio figlio, che insegna francese, e poi non quella cosa che ogni tanto si sente diciamo evocare il consiglio regionale, che nulla a che vedere con la lingua di Voltaire, eccetera. L'opposizione viene da quelli che usano quella vernice, vi ricordate prima, tutti autonomi perché tutti più o meno bilingui, eccetera. Perché se io faccio una scuola, a questo punto, allora nel passato ce l'hanno negata perché magari l'80% sarebbe andato, quindi dice no, questi qui si ripigliano e poi ci rompono di nuovo le scatole, prima di dargli un giorno ancora. Adesso è il contrario, sono quelli che raccontano questa panzana, insomma, del tutti bilingui, che il bilinguismo alla valdostana è un esempio unico, ed è vero che è unico ma perché non funziona, invece è vero che non funziona e quindi effettivamente no, una cosa così non la voglio, ma loro lo spacciano per diciamo un esempio, perché se ci fosse questo dice ma come l'ha scelto, mettiamo il 10%, il 10% è ottimistico, ha scelto il 5%? E beh allora la specialità valdostana in quanto Valle d'Aosta è finita, e allora magari discutiamo anche di qualcos'altro. Allora c'è questa paura sia nelle classi dirigenti sia in modo più oscuro, a volte inconscio, a volte invece abbastanza crudo negli altri. Cioè, non lo facciamo perché altrimenti lo scoprono che noi facciamo finta di parlare francese. E guardate, lo sanno già, lo sanno già. Sì, ma se poi gli mettiamo un numero non va bene. Sì, non va bene. Facciamo a muina, no? Facciamo finta di parlare francese, poi se non è vero chi se ne frega. Però ecco, così continua invece un altro tipo di autonomia che è quello che ci interessa di più. D'accordo? La favola, famoso, cioè quello sarebbe il famoso ti rimanerei nudo. D'accordo? E perché a un bambino non gli hanno fatto, però se sono adulti, no, non è nudo, d'accordo? Perché insisti con questa scuola che dimostrerebbe, la scelta per una o l'altra scuola dimostrerebbe quello che proprio noi stiamo cercando di mascherare. Io penso che potremmo concludere dicendo da parte mia che per quello che possiamo fare, se possiamo dare una mano per una futura istituzione di una scuola in lingua francese, naturalmente saremo felici di darla questa mano, anzi per me è stato un onore sentire
sentire qualcuno che mi dice veniamo da voi per imparare da voi. Di solito facciamo il discorso inverso, no? Noi andiamo di qua, di là per imparare da uno e dall'altro. Per me è stata un'esperienza anche da questo punto di vista gratificante. Vorrei ringraziare di nuovo per i vostri interventi. Direi che in realtà sono tre gli amici valdostani, solo che il terzo sta lì seduto mogio, René, se non mi ricordo il cognome. Ecco che, no, perché volevamo essere sicuri, volevamo almeno un applauso. Un ringraziamento sentito per tante informazioni, vi facciamo i nostri migliori auguri, no? Di riuscire quanto prima nei vostri progetti. Grazie infinite, veramente grazie ancora a tutti. Sì. Noi abbiamo la tradizione di continuare a chiacchierare con un bicchiere di vino. Anche quindi, ecco, in questo allora ci trasferiamo qui vicino. Grazie ancora a tutti.